Al via ieri la festa dell'amicizia della democrazia cristiana a Ribera alla presenza del governatore Schifani, che ha aperto i lavori con un interessante incontro sui temi della siccità nell'agricoltura e sul termalismo saccense. Si possono iniziare a spendere i 5 miliardi di euro dal Fondo di Sviluppo Coesione 21-27 destinati alla nostra regione. Ritrovate delle ossa durante i lavori di restauro alla chiesa San Francesco di Licata, i carabinieri indagano sulle loro origini. Oggi raccolta di fondi con la vendita dei cioccolatini, che saranno destinati alla ricerca sul cancro. Tour della legalità al Teatro Pirandello di Agrigento alla presenza del parlamentare Ismaele Lavardera, organizzato dal Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento. Aperta un'inchiesta dalla Corte dei Conti per i finanziamenti alle varie associazioni siciliane. Il caso è stato sollevato dal vicepresidente della Commissione Antimafia Lavardera per dei fondi a delle associazioni nel Siracusano. L'Agragas derby con il Licata in trasferta, vietati dalla Questura di Agrigento l'ingresso ai tifosi agrigentini per motivi di ordine pubblico. Il Castrum Favara incontra il Forte Siracusa, la pallamano Girgenti in trasferta a Scicli. Buongiorno, benvenuti con il nostro appuntamento di TV Notizie di oggi sabato 9 novembre. Al via ieri la festa dell'amicizia a Ribera che si protrarrà fino a domani. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del governatore della Sicilia Renato Schifani. A seguire nell'aula consiliare un interessante e partecipato dibattito sull'agricoltura e sui temi ad essi legati, in particolare la mancanza di acqua per le coltivazioni delle arance. Noi abbiamo seguito l'evento, vi proponiamo questo ampio servizio. Al via ieri sera la festa dell'amicizia a Ribera che si protrarrà fino a domani 10. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del governatore della Sicilia Renato Schifani. A seguire nell'aula consiliare un interessante e partecipato dibattito sull'agricoltura e sui temi ad essi legati, in particolare la mancanza di acqua per le coltivazioni delle arance. Presente anche il responsabile del settore regionale Dario Cartabellotta. Quindi vari interventi, quello del rappresentante del Consorzio dell'Arance Riberella Daino, del direttore del Consorzio di Bonifica Tomasino, dei rappresentanti delle 3 confederazioni degli agricoltori, CIA, Coldiretti e Confagricoltura, di un coltivatore diretto, Leonardo, tutti a chiedere che la bratella che porta l'acqua del Gammauta alla diga Castello gestita dall'Enel è ancora bloccata. Tale travaso consentirebbe la possibilità di liberare milioni di metri cubi di acqua per l'agricoltura e altra iniziativa, la possibilità di recuperare acqua dal fiume Verdura che attualmente si perde verso la diga Castello. Al termine si è anche discusso di termalismo alla presenza del sindaco di Sciacca e sulle risorse che la regione ha stanziato per il rilancio delle terme e che a breve sarà individuato anche attraverso una manifestazione di interesse chi dovrà gestire gli impianti. Presidente, una presenza qui a Ribera che vuole sottolineare certamente comunque un lavoro di squadra. Ma il lavoro di squadra per me è indispensabile, non avrei accettato la candidatura che mi è stata proposta nel 2022 se non avessi avuto la certezza assoluta che c'era una squadra. La squadra c'è, la squadra è forte e coesa. Toto Cuffaro nel pomeriggio di quel 12 di agosto è uscito spontaneamente sostenendo la mia candidatura, come quella con l'uscita di Raffaele Lombardo, Maurizio Lupi, è stata una giornata indimenticabile, l'alleanza è forte, a Toto Cuffaro naturalmente mi lega un rapporto oltre che politico fortemente umano, quindi siamo stati sempre grandi amici in momenti belli e in momenti di difficoltà. La Democrazia Cristiana esprime i valori del popolarismo europeo, lo sappiamo bene, per cui porta avanti questo progetto, un progetto forte, un progetto che la vede rafforzare quotidianamente con il reclutamento, l'adesione di consiglieri che non sottrae tendenzialmente per fortuna al centro-destra ma che sottrae alle opposizioni, quindi su questo tanto di merito.
i valori che porta avanti Totò Cuffaro e la Democrazia Cristiana sono valori di alto valore sociale, così come quelli degli alleati. Abbiamo il partito di Raffaele Lombardo che si identifica anche nell'MPA. Abbiamo alleati come la Lega, il cui ministro Salvini sta dando una grandissima mano alle infrastrutture siciliane, e poi Fratelli d'Italia, il cui premier nazionale è una persona che guarda con grandissima attenzione assieme ai suoi ministri agli interessi della Sicilia. Io credo che la Sicilia non ha mai vissuto un momento magico come questo. Sta a noi, classe politica dirigente, sfruttarlo per realizzare le possibilità e anche risolvere dei problemi in fatti concreti. Ma per me i giovani sono, al di là della battuta che potete dire, sono il futuro dei giovani. I giovani per noi sono il grano, sono da tutelare, da far crescere. Noi ci stiamo battendo perché i giovani non lascino la Sicilia. Stiamo dando degli incentivi e le assunzioni alle imprese in maniera tale che possano rimanere. Stiamo lottando per fare in modo che lo spazio nella medicina, che per ora manca perché mancano i medici in tutta l'Italia ma principalmente al sud, possano fare in modo di indurre i nostri ragazzi a rimanere qua e non andare al nord indebolendo la nostra sanità. Quindi la politica del centrodestra, la politica del governo è quella di grandissima attenzione ai giovani. Come vede questo prestito d'onore ai giovani? Prestito d'onore. Prestito d'onore, noi abbiamo... Che tu hai voluto. Il prestito d'onore lo abbiamo voluto, l'ho voluto, devo dire, qui accanto a me Totò Cuffaro. È una proposta che è emersa da un vertice di maggioranza dove partecipava naturalmente la Democrazia Cristiana e che ha proposto. Lo ha proposto a quel tavolo, ne abbiamo parlato, io l'ho condiviso, l'hanno condiviso anche gli altri alleati. Abbiamo fissato un tetto naturalmente per fare in modo che andasse agli studenti le cui famiglie non sono ricche. Abbiamo fatto questo, in commissione era successo un incidente che poi abbiamo rimediato in aula, però tutto succede in politica, in commissione era stato sostanzialmente un po' stravolto, più che stravolto non andava in sintonia con la volontà del governo, l'Aula lo ha ricomposto, ricorretto, e vogliamo dimostrare come i giovani volenterosi o i giovani che vogliono farcela e che magari hanno problemi finanziari possano essere aiutati da uno Stato che non è uno Stato immobile, è uno Stato che incoraggia i ragazzi anche a studiare in Sicilia, oltre questo. Presidente, una nuova festa dell'amicizia, è veramente un popolo che comunque risponde sempre alla grande, il richiamo della Democrazia Cristiana. È una festa di popolo, una festa di democristiani, è una festa di sentimenti, è una festa di persone che vogliono stare insieme per discutere, per dibattere, per parlare di sviluppo, per parlare di agricoltura, per parlare di sanità, ma soprattutto per continuare a vivere la comunità. La Democrazia Cristiana vuole essere una comunità aperta, plurima, democratica, e noi lo manifestiamo con la festa dell'amicizia, che credo che sia l'essenza stessa di quello che vuole essere la Democrazia Cristiana. E comunque discutete grandi temi in questi 3 giorni, quali sono le emergenze di questa società? L'agricoltura col problema idrico sia potabile che per l'irrigazione dei campi, oggi l'urgenza è la sanità che va attenzionata, oggi l'urgenza è poter fare dei dissalatori e i termovalorizzatori per l'ambiente, oggi è urgenza il mondo del lavoro. Di tutto questo parleremo domani e dopodomani. E voi avete puntato in particolare su giovani e donne, lo avete sottolineato, perché? Abbiamo fatto un congresso di donne, domani un congresso di giovani, abbiamo fatto una legge che consentirà a tutti gli studenti siciliani di avere 10.000 euro come prestito d'onore per tutti gli anni che sono iscritti all'università per potersi mantenere all'università. Facciamo delle cose concrete, semplici, che la gente speriamo apprezzi e che consente alle famiglie di avere una possibilità aggiuntiva per far studiare i propri figli e per incrementare il reddito familiare. Onorevole Pace, una festa dell'amicizia che torna in grande stile, con grandi obiettivi e con tanto sostegno? È una festa dell'amicizia dove celebriamo la festa dei democratici cristiani.
Democristiani, la festa della politica, chiama a incontrare le persone, è una dimostrazione. Non siamo il partito dei like, non siamo il partito dei tweet, siamo il partito che amiamo ascoltare, sentire i bisogni delle persone, le esigenze dei cittadini, del mondo produttivo, soprattutto le esigenze degli ultimi, e che quando riusciamo li portiamo poi nelle sedi istituzionali, come abbiamo fatto nella recente manovra finanziaria, dove abbiamo portato le istanze degli agricoltori, dei giovani che possono avere finalmente un loro prestito d'onore e studiare non a carico dei genitori, e la Democrazia Cristiana in questa festa cerca di interpretare tutte queste esigenze in un momento di festa. Sindaco, in particolare sulla crisi idrica c'è comunque una sorta di rimpallo di responsabilità. L'assessore Di Mauro ha demandato moltissimo ai sindaci. Ma ripeto, questo non fa bene al territorio, il rimballo delle responsabilità è un cattivo esempio di politica. I problemi si risolvono tutti assieme, ognuno per il ruolo che ha, collaborando, facendo squadra e sistema, come poc'anzi ha detto e ha sottolineato il Presidente Schifani. Dobbiamo impegnarci tutti, ognuno per la nostra parte, a far sì che queste risorse e queste strutture che la nostra provincia e i nostri territori aspettano da tanti anni finalmente arrivino e possano risolvere il problema della crisi idrica. Mi riferisco a tutte le condutture, alle canalizzazioni, ai nuovi sistemi idrici, mi riferisco alle reti nuove a Agrigento e dintorni, mi riferisco ai dissalatori, perché avendo la Sicilia l'acqua intorno alla nostra isola non possiamo patire la sete. Sì, come sindaco e come dirigente generale, considerato che c'è il mio presidente della regione, veniamo fuori da una settimana di lavoro intenso. È stata approvata, come tutti sanno, giorni fa l'assestamento di bilancio, una vera e propria manovra di oltre 500 milioni di euro. Siamo qui ad accogliere il nostro presidente della regione e a manifestare l'affetto nei confronti di tanti amici e tanti cari che sono qui presenti. Non dipende da me, le nomine vengono effettuate dalla Giunta di Governo e dal Presidente della Regione, quindi non dipende da me. Questa festa domenica vedo un importante confronto. Sì, è importante non solo come momento di comunione fra gli iscritti e non solo fra gli iscritti, ma anche un momento di importante confronto culturale e scientifico, perché saranno approfonditi dei temi di particolare rilevanza e uno mi coinvolge in prima persona, quello sulla sanità. In un momento in cui si discute tanto di sanità, delle carenze, delle criticità, credo che per la rilevanza dei relatori verranno fuori delle indicazioni particolarmente importanti per un futuro migliore della sanità siciliana. La Regione adesso può iniziare a spendere i 5 miliardi e 300 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. Sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata infatti la delibera del CIPES che ha ratificato l'accordo siglato a Palermo lo scorso 27 maggio tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e quella della Regione Siciliana. Abbiamo già pronti i primi progetti da mettere in cantiere entro fine anno, rispettando le scadenze previste, ha annunciato soddisfatto il Presidente della Regione Renato Schifani. La Sicilia è la prima tra le regioni per risorse assegnate dallo Stato. Intanto un'altra buona notizia arriva per i fondi europei del FESR 2014-2020. La Sicilia ha superato l'obiettivo di spesa fissato dall'Unione Europea al 31 ottobre. Quale sarà il destino delle province in merito alle prossime elezioni di secondo livello che erano previste per il prossimo 15 dicembre? Lo abbiamo chiesto al segretario generale del Libero Consorzio, Piero Amorosia. Segretario, approfittiamo di questo incontro per capire cosa si farà per le elezioni di secondo livello che erano stabilite per il 15 dicembre. Ecco, voi come segretario della provincia, che notizie avete? Se ci anticipa qualcosa. Sì, al momento le notizie
che abbiamo è che non si vota, perché è stato approvato dall'Assemblea regionale siciliana un emendamento a una recente legge che fa slittare per l'ennesima volta le elezioni provinciali alla prossima primavera, esattamente ad aprile. Però, pur tuttavia, al momento non è ancora arrivato nulla di ufficiale, tant'è che la commissione elettorale lunedì prossimo si insedierà per il suo percorso. Nell'eventualità che da Palermo arrivi ufficialmente una nota che rinvia le elezioni, allora i lavori cesseranno. Ma appunto al momento si vive un attimino di confusione, ma noi, seguendo appunto le direttive della Regione, al momento stiamo lavorando per le elezioni, però presumo che slitteranno. In realtà si tende a recepire ciò che farà Roma. Roma, cioè il Parlamento, intende modificare la legge del Rio e quindi procedere con le elezioni di primo livello. Una volta che Roma procederà a questa modifica, allora anche la Regione siciliana recepirà questa normativa per andare poi al voto di primo livello. Si presume il prossimo autunno. Però anche qui non c'è nulla di ufficiale, ma solamente tendenze politiche ad arrivare a questo obiettivo. Sabrina Lattuca, sindaco di Realmonte, il nuovo presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'AICA, l'azienda idrica Comuni Agrigentini. È stata eletta nel corso di una riunione appositamente convocata. Lattuca subentra ad Alfonso Provvidenza. Salvo Di Bernardo, sindaco di San Biagio Platani, è stato eletto vicepresidente. L'Assemblea, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di raccordo con i comuni, è composta dai sindaci di ciascun comune o dai loro delegati. Ritrovate ossa nella cripta della chiesa di San Francesco a Licata durante i lavori di restauro del chiostro. Indetto al momento l'accesso ai luoghi per consentire ai carabinieri di svolgere le indagini sulla loro origine. Ce ne parla il collega di Licata, Angelo Augusto. Sarà il comune di Licata a dover eseguire degli accertamenti nella cripta della chiesa di San Francesco. Lo stabilisce il regolamento di polizia mortuaria. Ecco che cosa prevede: che il comune dia incarico a un medico dell'ASP di Agrigento perché faccia la verifica sulle ossa trovate nella cripta. La vicenda è ormai abbastanza nota. Un tecnico incaricato dal FEC del Ministero degli Interni per eseguire un sopralluogo che preceda gli interventi di restauro della chiesa di San Francesco, ieri ha rinvenuto delle ossa nella cripta della chiesa. Le ossa ci sono da sempre, perché da metà 1600 a seconda metà 1800, come ci ha riferito lo storico Francesco Laperna, quella cripta ha ospitato tantissimi cadaveri. Prima i cimiteri non c'erano e quindi i morti venivano inumati proprio sotto le chiese, nelle catacombe, nelle cripte. Il caso con molta probabilità è destinato dunque a sgonfiarsi, però gli accertamenti certamente nei prossimi giorni saranno eseguiti. Al momento l'accesso al chiostro di San Francesco rimane interdetto. E i volontari dell'ARC, Associazione di Ricerca contro le Malattie sul Cancro, stamani in piazza Luca La Malfa con la vendita dei cioccolatini della ricerca per una raccolta fondi. Sentiamo le interviste. L'ARC presente oggi ad Agrigento con l'appuntamento sui cioccolatini destinati, il ricavato sarà destinato ovviamente alla ricerca sul cancro. Ne parliamo con il dottore Di Betta. Questa è la giornata dei cioccolatini della ricerca che l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro organizza in molte piazze d'Italia per sostenere la ricerca scientifica. La ricerca scientifica è qualcosa di molto impegnativo ed è anche di molto costoso e ha bisogno di un sostegno importante e noi come volontari
volontari dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, oggi siamo a disposizione per offrire i cioccolatini e una scatola di cioccolatini di ottima qualità con una donazione di 15 euro. Il significato di queste campagne di sostegno della ricerca è che il cancro è una malattia terribile che ha falcidiato le nostre famiglie, però è possibile combattere il cancro, anche se è una battaglia molto difficile, ma non è impossibile. È possibile invece che noi mettiamo il cancro insieme, mettiamo il cancro all'angolo. Peraltro negli ultimi AIRC esiste da quasi 60 anni, 59 anni, ma in passato la battaglia contro il cancro era una battaglia con risultati che erano alterni. Oggi invece c'è stata la ricerca scientifica e, come dice bene il Presidente della Repubblica, la ricerca di ieri è la cura di oggi, la ricerca di oggi sarà la cura di domani. Tutto questo ci deve incoraggiare a perseguire questa linea. Oggi tante neoplasie, e cito un a caso la neoplasia della mammella, oggi ci sono percentuali di guarigione che sono del 90%. Un altro esempio di patologia, ecco, di tipo che colpisce i bambini, un fatto ancora più doloroso, come le malattie del sangue, leucemie, linfomi e via discorrendo, raggiungono percentuali di guarigione che sfiorano il 100%. Naturalmente il fattore tempo è importantissimo, bisogna arrivare presto e bisogna arrivare cercando di avere anche una politica di prevenzione per poter meglio debellare questa malattia terribile. Il centro risponde sempre bene a questi appelli sulla ricerca per cancro, con tante iniziative, tra le tante oggi quella dei cioccolatini. Parliamone? Sì, è un momento importante perché siamo nell'ambito della settimana della ricerca, settimana nella quale tutti i ricercatori escono e lasciano i loro centri di ricerca, le università, per mettersi a disposizione della popolazione italiana tramite conferenze. Ieri, per esempio venerdì, siamo stati alla scuola media Garibaldi con un ricercatore, la dottoressa Aquilina della provincia di Agrigento, Fiore Allocchiello anche della ricerca siciliana, per fare una conferenza di prevenzione per i ragazzi. Tutto questo naturalmente fa conoscere fa conoscere e rende pubblico quello che è realmente la qualità e i successi e gli obiettivi ancora da raggiungere dei nostri ricercatori, che sono tra i migliori a livello internazionale. La settimana della ricerca si conclude al Quirinale col Presidente della Repubblica, che riceve naturalmente tutto il Comitato Tecnico Scientifico, il Presidente AIRC e i ricercatori, che vengono premiati con una medaglia al merito per gli obiettivi importanti raggiunti. Noi siamo qui sui mercatini, ringraziamo Coldiretti, ringraziamo anche abbiamo un'altra piazza proprio di fronte all'Istituto Comprensivo Seneto, Plesso Castagnolo, e quindi Campagna Amica Green, perché proprio esplicitiamo questa necessità della buona alimentazione e dei corretti stili di vita, che sono già una porta che il cancro difficilmente può sfondare, e di conseguenza quindi è importante oggi essere presenti, perché portiamo queste conferenze, abbiamo portato nella settimana queste conferenze in tutta la provincia, e rinnoviamo la raccolta fondi con la donazione dei cioccolatini alla ricerca. Buona piazza a tutti, grazie Agrigento. E la Sicilia, secondo gli ultimi dati forniti dall'Istituto Superiore di Sanità, non è più regione rossa sul fronte obesità,
A Palermo il secondo congresso regionale della Società Italiana dell'Obesità, dal titolo Progettare una strategia di azione. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. La Sicilia, secondo gli ultimi dati forniti, non è più zona rossa per quanto riguarda l'obesità. Un bel traguardo. Assolutamente, questo ci conforta, siamo rientrati nella media nazionale. Sicuramente in questi anni è aumentato l'impegno nei confronti del contrasto all'obesità e al sovrappeso, c'è una maggiore informazione che sta raggiungendo le famiglie, nelle scuole, c'è anche una maggiore attività e anche un'attività più organizzata. Qual è l'obiettivo di questo secondo congresso regionale della Società Italiana dell'Obesità, la SIO? L'obiettivo è, come dice il titolo del congresso, è pensare a strategie comuni. L'obesità non è un problema di salute che riguarda una sola categoria di professionisti della salute, cioè i medici o i dietisti o gli specialisti di varia forma. È un problema molto trasversale che riconosce molteplici cause, in primo luogo l'urbanizzazione, i fenomeni di urbanizzazione. Noi siamo stati presi alla sprovvista da questo fenomeno e ce ne siamo accorti tardi, che era cambiato il nostro stile di vita ed si era creato un ambiente obesiogeno, cioè che favorisce lo sviluppo dell'obesità. Ma esiste prevenzione per l'obesità? Allora, la prevenzione esiste, noi possiamo prevenire l'obesità se curiamo l'ambiente dove viviamo e deve esistere. Veda, oggi noi abbiamo delle potenti strategie di azione, potenti armi, parlo della chirurgia bariatrica per esempio, parlo dei nuovi farmaci anti-obesità, farmaci veramente potenti ed efficaci. Questi ci servono per curare quelle persone con obesità che non riescono a modificare il loro stile di vita. Queste dovranno servirci per dare una risposta a quelle persone a cui un tempo non potevamo che allargare le braccia. Bene, oggi noi abbiamo una risposta per queste persone, ma è una goccia nell'oceano. Rimane la stragrande maggioranza dei casi, oltre il 90%, che richiede un trattamento alternativo e soprattutto una prevenzione. In cosa consiste questa famosa dieta mediterranea? Oggi, per ragioni di mutamenti economici e delle produzioni, è diventata qualcosa di molto diverso, è una dieta di ispirazione mediterranea. Soltanto un terzo della popolazione adulta dalle nostre parti oramai segue dei principi che possono essere assimilati alla dieta mediterranea. E aggiungo, seguire una dieta mediterranea oggi è costoso. L'altro anche è quello dei farmaci efficaci ma che purtroppo oggi sono a carico del cittadino perché il sistema sanitario non gli corrisponde ancora. Fa tappa anche ad Agrigento il Tour della Legalità, Essere Rompiscatole, organizzato dal Liceo Leonardo di Agrigento, ospite al Teatro Pirandello, l'onorevole Ismaele Lavardera, presidente della Vice Commissione Antimafia, e Giuseppe Trovato. Le interviste. Assolutamente, oggi l'iniziativa è un'iniziativa che possiamo definire integrata tra i temi di educazione alla salute e di educazione alla legalità, che sono poi i pilastri fondamentali del nostro curriculum di educazione civica. Oggi ospitiamo l'onorevole Lavardera nella sua qualità di vicepresidente infatti della Commissione regionale antimafia, ma anche di primo firmatario della legge 26 dell'ottobre scorso sulla prevenzione, cura, riduzione del danno e inclusione sociale in materia di dipendenze. Sicuramente un tema assolutamente vicino ai nostri giovani. Per noi che ci occupiamo di educazione dei giovani che vanno da una fascia d'età tra i 14 e i 19 anni, per i quali questa tematica purtroppo è una tematica assolutamente incisiva ed incidente anche sulle loro personalità, sulla vita sociale, ritengo che sia veramente un'occasione importante da inserire nel percorso di crescita e di formazione dei nostri studenti. È un'iniziativa che chiaramente va a
parlare direttamente ai giovani, anche per appunto avvicinare i giovani alle istituzioni e far intendere loro che i legislatori e comunque le istituzioni nel loro complesso si occupano anche di problematiche giovanili. Oggi partiremo dalla legge, ma partiremo anche dall'esaminare quelle che sono le fragilità dei giovani per riportarle alle istituzioni e far sì che continuino in questa strada, diciamo, di interesse e di attenzione sulle giovani generazioni. Saranno altri appuntamenti di questa natura? Sì, noi abbiamo iniziato un momento di legalità, siamo nel mese di novembre, abbiamo iniziato ieri anche con le iniziative sul tema della violenza contro le donne, quindi sull'affermazione del principio di non discriminazione, di pari opportunità, quindi questo mese lo dedicheremo tutto a questo tema e nei mesi successivi proseguiremo sempre tenendo conto delle importanti ricorrenze che fanno riferimento anche a queste tematiche. Ismaele, oggi presente qui al Teatro Pirandello in un incontro essere rompiscatole con gli studenti dell'Istituto Leonardo. Ecco, quale messaggio si intende lanciare? È importante parlare ai giovani di lotta alle droghe, di dipendenze patologiche, un momento storico in cui purtroppo le droghe dilagano nelle nostre province, vedasi il crack. Abbiamo questa necessità di raccontare questo fenomeno e dire ai ragazzi quali sono purtroppo ovviamente le conseguenze, quali possono essere le conseguenze devastanti di chi utilizza queste sostanze. Quindi è importante parlare di certi temi che spesso e volentieri nelle scuole non entrano, magari forse anche per tabù. Allora racconteremo quello che ha fatto la regione siciliana, quello che dobbiamo fare insieme e certamente insomma sarà un momento importante. Ecco, un momento particolare anche del tuo momento, parlerai anche di questo? Ma no, con i ragazzi non entro mai nel merito delle vicende che riguardano l'attività politica, perché è giusto che la politica non entri nelle scuole, certamente non parlando di questi ragazzi ma parlando con voi di questo aspetto. È un momento in cui probabilmente sto cercando di mantenere il mandato che ho fatto con gli elettori, cioè di raccontare anche le vicende scomode che ci sono dentro quell'assemblea e di raccontare anche come e quando vengono spesi i soldi, a mio avviso, in maniera inopportuna. Questo resta a voi giornalisti, lo dirò a voi, certamente con i ragazzi parleremo di legalità e di cultura e non entreremo ovviamente nel merito di queste polemiche politiche. Okay. Linea alla regia per la pubblicità. Ci sono sviluppi giudiziari per un'inchiesta da parte della Corte dei Conti sui soldi dati alle associazioni relativa alla vicenda che ha interessato il parlamentare regionale onorevole Ismaele Lavardera, che ha denunciato finanziamenti alle associazioni culturali in Sicilia, tra questi quelli anche a delle associazioni di Sortino in provincia di Siracusa. Ci sono sviluppi giudiziari con un'inchiesta da parte della Corte dei Conti sui soldi dati alle associazioni siciliane, in particolare quella relativa alla vicenda che ha interessato il parlamentare regionale onorevole Ismaele Lavardera, che ha denunciato finanziamenti alle associazioni culturali in Sicilia, tra questi anche quello destinato a un'associazione di Sortino in provincia di Siracusa per un finanziamento di 230.000 euro in 3 anni, denominata Progetto Teatrando, che si intesta alla mamma Cellina Bruno del capogruppo di Fratelli d'Italia onorevole Carla Auteri, che ha sede proprio nell'abitazione della stessa fino allo scorso 28 ottobre, poi è stata spostata. Altri finanziamenti riguardano 95.000 euro dati dall'ABC Produzioni, che farebbe capo alla moglie dello stesso onorevole Auteri, che avrebbe dato poi un contributo di 20.000 euro al partito di Fratelli d'Italia. La notizia è rimbalzata sui media, in particolare su Piazza Pulita alla 7, dove ospite lo stesso Lavardera, che diffondeva l'audio, minacce di morte fatte dal parlamentare Auteri allo stesso, che Lavardera l'ha registrata in audio, diverse le condanne al gesto verso Lavardera dei vari partiti, tra cui quello del presidente dell'AS Galvagno e dallo stesso presidente della regione Schifani nel corso della sua presenza a Ribera alla festa dell'amicizia. Tirocinanti delle partecipate in presidio alla CGIL Stabilizzazione a Messina, le interviste a Ivan Calì della CGIL e a Palmira Mancuso di Più Europa. I riflettori puntati sui tirocinanti in servizio nelle società partecipate del Comune di Messina, questa mattina a un presidio, perché? Il tema
chiaramente principale è quello di questi tirocinanti che sono tanti, circa 600, dislocati in tutte le partecipate, e piuttosto che immaginare di stabilizzarli, di dargli veramente un posto di lavoro stabile e sicuro, gli si continua a prorogare questi tirocini senza una prospettiva occupazionale, senza aprire realmente la possibilità di fare dei concorsi dove per titolo di servizio eventualmente, perché comunque hai prestato servizio nelle partecipate a tutti gli effetti, anche se è un tirocinio, tu puoi avere quel punteggio in più che magari ti può permettere di entrare. Qua le uniche proposte che si fanno sono quelle di creare queste famose strategie di capacitazione, il progetto Fertility, che prevederebbe che queste persone in qualche modo debbano fare impresa, assumersi il rischio di impresa sulle loro spalle, creare cooperative e lavorare in questa maniera. Quindi sempre queste politiche di deregolamentazione, diciamo, dove piuttosto che rafforzare il pubblico si va sempre a dare sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori tutto il peso anche dell'impresa, mentre quello che noi chiediamo è abbastanza semplice tutto sommato: bisogna fare una pianificazione industriale, fare una pianificazione in questa città per recuperare questa grandissima disoccupazione dilagante che c'è. La questione dei tirocinanti è una questione assurda. Intanto, lo dice la parola stessa, il tirocinio dovrebbe presupporre un avvio a una formazione che poi dà diritto in qualche modo ad un accesso al mondo del lavoro. Non solo questi tirocinanti hanno subito gli effetti di essere tirocinanti, e sappiamo quello che è accaduto con l'impossibilità a prendere il reddito di inclusione, eccetera eccetera, adesso si ritrovano anche dopo questo periodo di tirocinio a non sapere cosa succederà. La cosa assurda di oggi è che stanno cercando di dividere anche i tirocinanti rispetto al fatto che ci sono dei sindacati che hanno delle corsie preferenziali per parlare con l'amministrazione e sindacati che invece vengono tenuti fuori, come in questo caso la CGIL, il motivo per cui noi siamo qui a dire che non è possibile questo. Innanzitutto il sindacato della Croce non è l'unico sindacato che si occupa dei tirocinanti. Secondariamente, quando si apre un tavolo di trattativa i sindacati si convocano tutti, poi eventualmente i sindacati si dividono. Sciopero del trasporto pubblico locale, in gioco il rinnovo del contratto collettivo per il settore. Massiccia ieri l'adesione dei lavoratori in Sicilia, grandi difficoltà hanno visto chi doveva prendere i bus, i tram e le metro. È la terza azione di sciopero, contratto collettivo nazionale scaduto il 31 dicembre 2023, l'atteggiamento delle parti datoriali sul tavolo nazionale non può essere accettato. Gli autoferro-tranvieri all'interno del mondo dei trasporti sono la categoria con le retribuzioni più basse. Abbiamo chiesto un adeguamento al costo della vita e ricordiamo che è una categoria che viene stressata quotidianamente dalle aggressioni. Fa specie che in una terra come la nostra, affamata di lavoro, noi registriamo le dimissioni degli autoferro-tranvieri dalle loro aziende. Quindi retribuzioni basse, qualità della vita professionale realmente scadente, e la politica non può emulare le aggressioni fisiche con le aggressioni politico-sociali. Bisogna dare risorse economiche, perché questo è un pezzo importante per la mobilità del paese e ovviamente della nostra terra, visto che in Sicilia ancora il 90% dell'utenza sta, come dire, in giro per la Sicilia attraverso i mezzi del trasporto pubblico locale gommato. Le percentuali di adesione allo sciopero che abbiamo registrato si attestano al 90%, il che significa che si stanno rispettando le modalità previste dalla programmazione, cioè il 30% dei servizi minimi. Ci scusiamo assolutamente con l'utenza, però anche scusarsi con l'utenza, il servizio viene fatto e dovrebbe essere fatto con qualità proprio per i cittadini, e quindi è chiaro che i cittadini immaginiamo che stiano accanto a noi rispetto a questa protesta, affinché le risorse siano adeguate per un servizio eccellente che consente ai cittadini di avere autobus di qualità, autobus in orario e quindi mezzi di trasporto che consentano ai siciliani di muoversi con grande agevolezza. Quale sarà il vostro prossimo passo qualora resterà inascoltato il vostro appello? Ma la terza azione di sciopero è davanti al Ministero, la manifestazione è davanti al Ministero delle Infrastrutture, è un'opera di sensibilizzazione che facciamo al Governo. Siamo lontani dalle risorse economiche necessarie, la disponibilità non tocca neanche 300 milioni, l'esigenza è di arrivare a 800, quindi è chiaro che se non avremo le risposte proseguiremo fino al raggiungimento degli obiettivi, che sono quelli di migliorare le retribuzioni e la qualità della vita professionale degli autoferrotranvieri.
Passiamo allo sport. L'Akragas incontrerà domani la squadra del Licata fuori casa, trasferta vietata dalla questura per i tifosi agrigentini per motivi di sicurezza. Ce ne parla meglio il collega Carmelo Lentini. Agrigentine impegnatissime per cercare di migliorare la propria classifica, stiamo parlando di Serie D. Il sorprendente Castrum Favara ospita il Giovanni Brucoleri e la vice capolista Siracusa in una gara che si prospetta avvincente e che vedrà sugli spalti il pubblico delle grandi occasioni con tifosi provenienti chiaramente dalla città aretusea. A Licata e a partire dalle ore 15 sarà presente solo il pubblico di casa invece, perché la gara è proibita ai tifosi agrigentini. Rimane la consolazione di salutare i calciatori biancazzurri prima della partenza per Licata. Infatti domenica mattina alle ore 10 il gruppo Brigata Campo, ma anche i comuni tifosi agrigentini, saranno presenti in Curva Sud per salutare ed incitare i propri beniamini. Un atto di affetto in attesa di tempi migliori. Non dimentichiamo che poi domenica prossima all'Esseneto arriva l'Enna, che di recente in Coppa Italia ha eliminato la squadra di Lillo Bonfatto. Per quanto riguarda la rosa di calciatori a disposizione, il tecnico biancazzurro può contare sull'apporto di tutti i disponibili. Infine si conosce il direttore di gara per questo derby Licata-Akragas, in programma Dino Liotta, ricordiamo, domenica prossima a partire dalle ore 15. Si tratta del signor Adam Collier di Gallarate con assistenti Nicola Prestini di Pavia e Michel Maraboli di Monza. Comunque queste sono le gare in programma per questa 11ª di andata. Castrum Favara Siracusa, Città da Cireale Vibonese, Città di Sant'Agata Nissa, Enna Paternò, Licata Akragas, Novegea Virtus Locri, Ragusa Pompei, Regina San Biase e Scafatese San Cataldese. In eccellenza, dopo l'impegno di Coppa Italia di mercoledì scorso, l'Unitas Sciacca sarà ospite in campionato del Forte Oratorio Marineo. Una gara molto difficile che dovrà essere giocata con il piglio giusto per cercare di rimanere agganciati alle alte sfere della classifica generale. Attualmente l'Unitas Sciacca si trova ad appena 2 punti dalla vetta in mano al Don Carlo Misilmeri e all'Athletic Club Palermo. Proprio quest'ultima se la vedrà tra le mura amiche contro il Castellammare, mentre l'altra pretendente al salto di categoria, vale a dire il Gela, giocherà al Marino di Castelvetrano contro la locale Folgore. Infine in promozione Girone C torna a giocare a Totorusso l'Aragona contro il Santa Domenica Vittoria, mentre il Camarat ospita al Salaci il Serra di Falco. Casteltermine in trasferta contro il non certo irresistibile San Pietro Calcio, che si trova ultimo in classifica e senza punti. E dunque il Gemini che se la vedrà sul campo del Villarosa San Sebastiano. Partita di cartello domani a Favara per il campionato di Serie D Girone I allo stadio Brucculeri. La Castrum Favara incontrerà il Forte Siracusa. Ce ne parla meglio il collega Giuseppe Moscato. Possiamo definirla certamente una partita di cartello, quella di domani che si giocherà qui allo stadio Bruccoleri di Favara per l'11ª giornata del campionato nazionale di Serie D. Ospite del Castrum Favara il blasonato Siracusa, che fin dall'inizio non ha mai nascosto le sue velleità di passaggio di turno del campionato. Dal canto suo invece il Favara viene da una serie positiva importante di 5 risultati che l'hanno fatta balzare nella parte alta della classifica. Mister Infantino, si prevede quindi una bella partita? Ma sicuramente sarà una bella partita. Hai detto bene tu, affrontiamo un avversario costruito per vincere questo campionato. Ha passato questa settimana, ha passato anche il turno di Coppa Italia, vincendo 3-0. Credo che è un avversario importante, un avversario che verrà qui per dimostrare le proprie qualità, però troverà sempre un avversario che ha fame di punti, un avversario che alla ricerca di punti e salvezza, e faremo una partita come l'abbiamo fatto contro tutte le avversarie.
non dobbiamo perdere la nostra identità, non dobbiamo perdere il nostro modo di interpretare le partite, poi sappiamo che hanno qualità, se saranno più bravi gli stringeremo la mano, gli faremo i complimenti, però credo che devono sudare tante camicie per superare questo castrum. Non è insomma un tanto per dire, ma la progressione del Favara è importante anche in vista proprio della partita di domani. Una squadra che in crescendo ha 5 risultati utili con delle vittorie importanti, credo che entri in campo anche con uno spirito buono. Ma lo spirito è sempre stato buono, credo che, l'ho detto prima, abbiamo una nostra identità, un nostro modo di pensare, ce la vogliamo giocare con tutti, faremo la nostra partita, sapendo che ci saranno grossissime difficoltà, avranno giocatori che sono forti sull'1 contro 1, però dall'altra parte sicuramente non saremo spettatori non paganti. Che settimana di preparazione è stata? Particolare? La solita, credo che abbiamo un po' mollato il martedì perché venivamo da 24 ore di pullman e abbiamo fatto più il giovedì, ma è sempre una compensazione, io credo che anche il riposo è un lavoro, i ragazzi oggi stanno bene, credo che abbiamo tutte le forze per giocarcela come piace a noi. Quindi sarà un incontro importante anche in previsione del fatto che la società ha decretato la giornata giallo-blu, quindi oltre che naturalmente il clima agonistico, anche il clima festoso che sicuramente il pubblico di Favara non farà mancare. Ma questo è importante la nostra gente che ci viene a sostenere, deve essere, ho detto sempre, no? Una spinta che dà forza ai nostri ragazzi di andare avanti, di essere aggressivi, di essere propositivi. Siamo contenti che abbiamo portato entusiasmo nella nostra città, sperando che questo entusiasmo duri per tanto tempo. E poi anche voi insomma avete fatto dei promo per dire a tutti gli sportivi: venite allo stadio, vi aspettiamo. Vuoi farlo anche l'ultimo adesso? No, ma l'abbiamo fatto sempre, l'abbiamo ogni domenica, ogni sabato l'abbiamo dato questo messaggio, perché credo che non solo per Siracusa abbiamo bisogno della nostra gente, che il nostro campo deve essere la nostra forza, la nostra gente deve essere la nostra forza, che ci dia questa possibilità di giocare in un modo straordinario. Sì, penso una partita importante tra due squadre che sono nel vertice della classifica, sarà penso una bella partita da vedere. Sicuramente il Siracusa fin dall'inizio non ha mai nascosto le sue velleità di far bene, e invece Favara che piano piano è arrivata a un buon punto. Sì, partita dopo partita stiamo crescendo grazie al lavoro del mister che ci inculca durante la settimana. Appunto dopo partita si vedono i risultati. I risultati che vi danno ragione di questo lavoro, ma quando scendete in campo l'adrenalina è sempre forte. Sì, certo, l'adrenalina è sempre forte, la domenica vedere i tifosi, la tribuna che ci incitano, è sempre una bella cosa. E poi domani insomma è una partita importante anche per la città, la società ha decretato la giornata giallo-blu, quindi anche un incremento di pubblico e una spinta in più che sicuramente ci sarà. Sì, speriamo che lo stadio si riempa e che appunto tutti gli spazi sono tifosi che gridano per il Favara. Che idea ti sei fatta di questo campionato, Cannin? No, è un campionato difficile perché ci sono molte squadre che puntano a vincere, molte squadre blasonate, quindi penso che quest'anno rispetto all'anno scorso il girone è più complicato. Favara dirà la sua? Sì, io penso che diremo la nostra, abbiamo buone possibilità. Sì, il lavoro svolto dal mister in questi mesi di campionato è stato molto... si fa sentire e quindi si vede che la squadra lavora bene e i risultati continuano ad arrivare. È stato un crescendo veramente, questi 5 risultati consecutivi con delle partite importanti, dei gol bellissimi, sicuramente fanno morale. Sì, come ho detto poco fa, i risultati stanno arrivando, speriamo che si continui su questa strada. E domenica nuova trasferta a Scicli per la Marlamano Girgenti. Sentiamo in merito Angelo Gelo, coach della squadra, intervistato da Davide Sardo.
Domenica nuova trasferta a Scicli per il campionato di Serie B, affrontate una squadra di spessore, l'obiettivo è quello di portare a casa la vittoria. Sì, sicuramente l'obiettivo è quello, non sarà una partita facile perché lo Scicli viene da una partita persa, diciamo, all'ultimo contro la Retusa, che è una squadra di quelle che, diciamo, ha l'obiettivo pure del salto di categoria, quindi ci aspettiamo una partita molto difficile su un campo che non sarà facile giocarci la partita. Come sta la tua pallamano Girgenti? Stiamo tutti bene, niente infortunati, siamo tutti al completo e quindi stiamo inserendo il nuovo acquisto Simone Saita che è da 3 settimane con noi e quindi a poco si sta inserendo nel nostro gioco, nel nostro sistema di cose. Quindi mi aspetto una buona partita dei ragazzi, ma temo molto lo Scicli per la squadra che ha allestito e per quello che può fare in questo campionato. Cosa potrebbe fare la differenza tra voi e lo Scicli? Diciamo che loro dalla loro hanno diciamo, il pubblico, hanno il giocare in casa e quindi noi veniamo con una squadra che è stata, diciamo, allestita per poter fare il salto di categoria. Quindi, però è una partita molto difficile e complicata. Lo Scicli Social Club è una squadra che nasce 3 anni fa con obiettivi e ambizioni non indifferenti, ma penso come tutte le società che hanno voglia di fare bene. Noi siamo una squadra abbastanza eterogenea, con ragazzini, meno ragazzini e qualche adulto che è indispensabile per portare esperienza nella squadra e fare crescere quanto prima possibile quelli più giovani. Noi attingiamo da tutto ciò che sono praticamente il nostro vivaio, under 14, under 16, under 18 e quindi cerchiamo sempre di alimentare la nostra squadra con queste nuove linfe che portano entusiasmo, che portano velocità e che praticamente sono il cuore pulsante delle società. Per quanto riguarda la partita di domenica, conosciamo benissimo la squadra del Girgenti, con Lillo abbiamo un rapporto decennale, se non forse trentennale, addirittura ho giocato insieme con Lillo, anzi contro con Lillo, quindi conosco bene la squadra, conosco bene la mentalità di Lillo e so per certo che comunque sarà una partita fisica, sarà una partita tecnica, sarà una bella partita. L'anno scorso abbiamo avuto 2 incontri, tutti e 2 a favore del Girgenti, abbiamo molto rispetto della società del Girgenti, quindi della squadra, ma non per questo noi regaleremo qualcosa a qualcuno, soprattutto al Girgenti, perché abbiamo molto rispetto e proprio per questo ci giocheremo la partita come sappiamo. Ci stiamo allenando, ci stiamo preparando bene, per cui cercheremo di dare spettacolo e di rispettare l'avversario come sappiamo noi nel rettangolo del gioco. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha la Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre potete visionare i nostri servizi pubblicati sul nostro canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo un buon fine settimana da parte di TVA.